Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Quella di stasera è una puntata molto particolare. Questa sera infatti faremo un viaggio in un mondo, quello dei cavalli. L'ho definito mondo perché questa sera vedremo come l'equitazione sia veramente molto più che uno sport. E poi stasera, grazie a questa sorprendente passione e alla storia unica del nostro ospite, faremo anche un tuffo nel passato. Andremo a riscoprire la dolce vita, i suoi grandi personaggi con dei documenti veramente esclusivi. Parleremo di loro, delle loro passioni, ma di anche tutti loro dietro le quinte. Questo lo faremo insieme a Gian Antonio Scarpa, istruttore di equitazione. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E allora, è un piacere poter parlare di un mondo che una volta conosciuto non si può più lasciare né dimenticare. L'equitazione, io vorrei iniziare subito dicendo quello che non è, quello che tante volte spaventa. Tante volte si sente dire che andare a cavallo è uno sport per pochi, è uno sport d'élite, è uno sport per ricchi, è uno sport di classe. Ecco, sfatiamo tutti i falsi miti questa sera. Perché non è così? Non è così, però stabiliamo una cosa, Sì. che dovrebbe essere molto chiara per non dare delle interpretazioni sbagliate. Alla base di questo, di tutto, ci vuole una gran passione. Certo. Perché se uno ha la passione si adatta a qualsiasi cosa, se non ce l'ha allora cerca le cose facili, cerca i cavalli costosi, vuole mettersi in evidenza, fa tutto per una questione estetica. Invece se c'è la passione uno è anche disposto a sopportare determinati sacrifici che sono abbastanza pesanti se vuol fare dell'equitazione seria, vera. E allora questa non è costosa per niente. Se invece lei vuol fare, come purtroppo in questi ultimi tempi si sta verificando, dell'equitazione facile, allora lei deve acquistare dei cavalli molto cari, a prezzi altissimi, per naturalmente avere poi dopo per ottenere dei Certo. risultati con facilità. Insomma, Certo, ecco. per partire già avvantaggiati. C'è però da dire che si deve parlare di passione per forza, perché è uno sport nel quale noi non ci rapportiamo con una macchina, con un oggetto, con uno strumento, ci rapportiamo con un altro essere vivente, con un animale, con un cavallo, che è un animale molto particolare, con una fortissima sensibilità, per cui se già manca la nostra passione, manca il feeling iniziale, è anche difficile, anche con un investimento grosso, scegliere il cavallo migliore. Comunque poi se manca la passione e l'affiatamento tra cavaliere e cavallo, comunque siamo al punto di partenza, Esattamente, no? Difatti io credo sia l'unico sport che è formato da due esseri viventi. Allora c'è l'uomo e il cavallo, e per capire bene cos'è questo sport bisogna che uno interpreti tutta quella che è la caratteristica, che sono le caratteristiche del cavallo, cioè la sua sensibilità, l'intelligenza e soprattutto la forza, perché un cavallo è un animale fortissimo. E allora un cavallo deve essere interpretato nella maniera giusta, non può prenderlo di forza, non può lei comparare la forza di un uomo con quella di un cavallo, assolutamente. Bisogna interpretarlo e naturalmente assumere e adottare quei sistemi indispensabili per ottenere delle cose da un cavallo molto forte. Certo, e adesso li vedremo questi sistemi, parleremo di un metodo molto particolare del suo, ma prima però, proprio per far capire quanto sia veramente uno sport di passione, vorrei esplorare un lato di cui pochi parlano, anzi si sente solo nominare, poi sono pochi quelli che lo conoscono sul serio. Parliamo di ippoterapia, un qualche cosa che può veramente curare allora gli animali, il salire su di loro, toccarli, avere un rapporto empatico, fa sì che tante patologie possano essere, se non risolte, migliorate, tollerate meglio, e questo aiuta tantissimi bambini, tantissimi ragazzi in crescita. Soprattutto ne vorrei parlare con lei perché lei è stato uno dei primi uomini che l'ha portata in Italia l'ippoterapia. Allora mi piacerebbe tanto sentire qualche storia di cuore, qualche momento, qualche motivazione, come mai lei ha capito e scelto di portare questa particolare terapia sportiva, definiamola così, in Italia, farla conoscere. Ma è stato un caso, guardi, io l'ho vista in Inghilterra e in Irlanda poi dopo, che in certi posti, in certi piccoli centri ippici, ecco, c'erano dei bambini handicappati che montavano su dei podi, su dei cavallini, e trovavo che si divertivano moltissimo. E allora, così, ma non era ancora conosciuta, non esisteva l'ipoterapia. E allora, tornando poi dopo in Italia, così ho avuto modo di parlare con alcuni medici, i quali mi hanno presentato poi il presidente del Lion Club di Melegnano, dove io avevo la scuderia allora, e lì c'è, così, scambiandoci appunto delle idee sotto il profilo medico, anche così, ci è venuta l'idea di tentare di fare qualche cosa in Italia. E così io ho incominciato a fare dell'ipoterapia con l'aiuto di questi Lion Club che portavano qui ho iniziato con 4 bambini, e uno di questi direi che poi ha segnato un po' anche quello che è stato poi il mio futuro, perché ho
avuto dei risultati incredibili, che se crede poi glielo voglio anche Sì, spiegare. assolutamente sì, ce lo racconti. Paolino, si chiamava Paolino, era un bambino di 8 anni che camminava sulle ginocchia, non camminava, trascinava sulle ginocchia, sui gomiti, insomma a gattoni come si dice in gergo. E questo bambinetto qua aveva il terrore di tutti gli animali, me l'hanno portato lì papà, così per vedere se potevo avvicinarlo, e aveva il terrore dei cavalli, proprio quando si avvicinava un cavallo lui reagiva in una maniera pazzesca. Poi piano piano col tempo io non lo prendevo in braccio perché non poteva camminare così, piano piano l'ho avvicinato, alla fine sono riuscito a farlo accarezzare un cavallo e poi dopo col tempo quindi sono riuscito addirittura a metterlo sopra un cavallo, in sella, tenendolo naturalmente. Poi dopo, ancora più avanti, negli mesi, perché ci sono voluti parecchi mesi questo, sono riuscito a portarlo, a metterlo in sella come io montavo il cavallo, lo tenevo in braccio e così cominciavo a trottare con lui sopra, così, e questo gioiva in una maniera incredibile. E poi quello che è importante è che cominciavo a muovere gli arti, che prima invece erano praticamente immobilizzati. E questa cosa qua poi dopo è andata così, gradatamente migliorando, ed è venuta a conoscenza anche di alcuni medici che non si sapevano spiegare come poteva aver avuto delle reazioni così incredibili. E questo bambino piano piano ha cominciato col tempo non a camminare da solo, però camminare verticale anziché orizzontale rispetto al suolo. Certo. E questo mi ha motivato moltissimo, essere affezionato moltissimo a me, questo bambino qua. E le assicuro, per me è stata una cosa incredibile perché capivo che facevo del bene. I medici non hanno saputo spiegarsi come sia riuscito a reagire in una maniera così, se non quella che è dovuta a degli stimoli, grazie ai movimenti del cavallo o a reazioni che ha avuto così inspiegabili. Perché i medici stessi non hanno saputo spiegarsi come ha potuto avere questa formazione, diciamo. Certo, perché stare su un cavallo comunque mette in moto tantissimi muscoli, ma c'è tanto oltre, perché è un bambino che ha prima paura di tutto, riuscire ad accarezzare un animale, a rapportarsi con qualcun altro, vuol dire che veramente la qualità di vita cambia, si passano le paure, c'è un po' più di forza in se stessi, per cui si riesce ad andare avanti, è un piccolo ha delle reazioni che non tanto. sono chieste, perché quando facevano delle terapie, questo aveva delle distrofie muscolari molto gravi, eccetera, e invece non riuscivamo a fargli fare niente. Invece di fronte a un animale molto grande per lui così aveva delle reazioni naturali che lo portavano quasi a difendersi, di conseguenza a reagire in questa maniera qua. È inspiegabile, perché i medici stessi non hanno mai potuto spiegarsi come... E questa era la storia di Paolino, ma poi di storie come questa ce ne sono tante, quasi tutti i giorni, perché veramente sono tanti i progressi che possono fare i ragazzi con tutte le patologie, anche ragazzi ciechi, magari riescono ad andare a cavallo da soli, per cui può fare tanto questo sport. Adesso però farei un passettino indietro a quello che dicevamo prima, parlavamo di uno sport nel quale ci possono essere cavalli fantastici e grandi atleti, allora vorrei dedicarmi un po' all'agonismo insieme a lei, visto che c'è una tappa importante a breve, ci sono le Olimpiadi del 2012, vorrei iniziare a guardare verso di loro partendo però dal passato e allora vedendo di nuovo nella sua storia cosa c'è stato di importante, cosa ha fatto i grandi campioni. Io vorrei iniziare dal suo papà, raccontando il suo papà che è stato istruttore di Casa Savoia. Intanto vorrei far vedere un documento proprio che riporta questi dati. Allora suo papà era stato scelto dai Reali d'Italia. No, era stato scelto dal Duca Acquarone, che allora cercava un istruttore per la famiglia reale, quando c'era la monarchia ovviamente in Italia. Ed è stato scelto mio padre, che era istruttore a Pinerolo allora, ed era, diciamo, collega di Caprilli, che è stato colui che ha inventato l'equitazione naturale, perché prima del metodo Caprilli c'era un'equitazione incredibile, che è inutile, adesso perderemo troppo tempo a spiegarla, e che però, ecco, mio padre è stato scelto giustamente lì a Pinerolo, ed è stata una cosa grandiosa perché durante il periodo monarchico essere stato scelto come istruttore della Casa Reale mi pare fosse una cosa molto appagante. Ecco, per cui lui ha insegnato ad andare a cavallo ai grandi, a Mafalda, giusto, a Umberto II. Poi, finito questo suo compito, è tornato nella sua terra, in Veneto, e ha aperto una delle prime scuole di equitazione e uno dei suoi più grandi allievi è stato proprio lei, che nella sua vita ha incontrato e formato grandissimi atleti come Graziano Mancinelli. Non confondo, non l'ho formato, al contrario. Com'è andata allora? Me lo racconti? No, è che ci siamo conosciuti, eravamo ragazzi.
siamo cresciuti assieme. Infatti che dico però chi è, per chi ancora non lo sa, Graziano Mancinelli è stato oro olimpico nel 72 nelle Olimpiadi di Monaco. Esattamente, ecco. esattamente. E non solo oro olimpico, ma è stato per me uno tra i più grandi cavalieri che siano mai esistiti. E beh, poi tutti lo conoscono, non c'è bisogno di presentazione, Graziano Mancinelli. La cosa che voglio dire è che siamo sempre stati fraternamente legati, amicissimi, per tutto l'arco della vita, sin tanto che lui è morto, sin da quando eravamo giovani, siamo più o meno alla stessa età, e lo ricordo con un grandissimo affetto e un grande rispetto come cavaliere, perché penso non ce ne sia mai stati altri, insomma, come lui, assolutamente. E allora proprio su questo rifletteremo tra pochissimo, vedremo quali altri cavalieri l'Italia ci riserva, se ce li riserva, ma soprattutto vedremo dei personaggi veramente unici che lei ha incontrato, ci ha portato delle foto che abbiamo solo noi. Allora restate con noi, a mia a tra insaputa. pochissimo.